I fiumi del Veneto sono malati. A lanciare l'allarme è Legambiente del Veneto con un report pubblicato e relativo a dati raccolti durante l'anno 2021, l'anno che si sta concludendo. Nel Bacchiglione, nel Frattagorzone, nel Retrone, nel Fiume Dese, nel Livenza e nel Sile si concentrano le criticità maggiori. Si tratta per lo più di pessima depurazione, questo è il principale problema, e quindi Escherichia coli e glifosfato da diserbanti sono gli elementi inquinanti più comuni nei fiumi del Veneto e i livelli di questi elementi nelle acque è a tratti allarmante. Lo leggiamo in un pezzo di Riccardo Sandre sul Mattino di Padova e questa è la prima notizia di oggi per Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto e oggi è giovedì 30 dicembre 2021, il penultimo giorno di quest'anno. La notizia relativa al rapporto Legambiente che lancia un allarme rosso sullo stato di salute dei fiumi che attraversano il territorio regionale si trova anche sulle pagine del Corriere del Veneto, con un pezzo firmato dal giornalista Stefano Bensa. Il titolo è sempre di un tenore analogo: dilaga l'inquinamento da batteri e pesticidi nelle acque appunto dei nostri fiumi. Legambiente dice che fra i fiumi più critici ci sono il Retrone e il Bacchiglione. Il primo di questi due fiumi vanta un record, e quello proprio relativo ai dati più allarmanti relativi ai batteri presenti in acqua, e questi si registrano al Ponte Quarelo nel Vicentino, un ponte appunto sul fiume Retrone dove è installato dove è avvenuta la raccolta di questi dati. Lo studio è firmato da Legambiente Veneto in collaborazione con ARPAV e ha preso in esame i fiumi del Veneto, quindi dall'Adige al Po, al Sile, al Bacchiglione, al Piovego, al Brenta, eccetera. Nel complesso sono 29 i punti monitorati nel corso dell'anno con il prelievo di Camponi. Escluso il Po, tutti i corsi d'acqua presentano delle criticità e le situazioni più critiche, ancora una volta, si concentrano nel Vicentino, ma anche il Trevigiano presenta gravi problemi. Proseguiamo con la seconda notizia di oggi, che riguarda lo stress veramente devastante a cui sono sottoposti gli operatori sanitari e in generale il personale del servizio sociosanitario regionale, ma non solo. In tutto il paese la situazione è critica, ovviamente, negli ospedali e nelle strutture sanitarie. La notizia qual è? C'è un caso, ovvero che gli operatori sanitari in molti casi sono giunti al limite, lo stress è troppo e c'è chi si licenzia. A lanciare l'allarme in questo caso è la CGIL del Veneto, con una dichiarazione di Ivan Bernini, segretario regionale della funzione pubblica CGIL, che dice che per i medici e gli infermieri si aggiungono gli insulti e le violenze dei pazienti in un quadro ovviamente in cui l'impatto psicologico della quarta ondata di Covid sui lavoratori è assolutamente dirompente. E cosa succede? Alcuni lavoratori, stando a quello che dice Bernini della CGIL, stanno migrando nelle strutture private. Altri lavoratori addirittura hanno semplicemente deciso di licenziarsi perché non reggono più i ritmi e dopo 2 anni si ritrovano ancora a dover lavorare vestiti come astronauti, con tutto quello che ne consegue, naturalmente, anche soltanto, pensiamo, per andare in bagno o bere un bicchiere d'acqua. Ecco, naturalmente non c'è da sorprendersi se appunto si pensa al livello di pressione e stress a cui sono sottoposti da oltre 2 anni medici, infermieri, operatori sociosanitari, ma appunto non è solo questo, ci sono anche c'è il tema e il problema dei pazienti che scaricano sui lavoratori la loro rabbia accusandoli di ogni cosa. Non riconoscono più i pazienti l'aiuto dei lavoratori che tengono in piedi il servizio sociosanitario, ma in alcuni casi, denuncia Bernini della CGIL, questi pazienti indicano i loro
medici, i loro infermieri come degli oppressori e naturalmente questa può essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un altro elemento che forse potrebbe spiegare e aumentare le ragioni di stress per i lavoratori della sanità è la paura di saltare letteralmente in aria. E qui faccio riferimento a un'altra notizia che troviamo sulle pagine, ad esempio del Gazzettino di oggi, nelle pagine regionali, ma anche poi in dettaglio in quelle di Treviso. Cosa è successo a Treviso, appunto, fuori da un centro vaccini è stato sotto il cartello d'ingresso dell'hub vaccinale è stata trovata una bombola GPL che si pensa possa essere una minaccia per appunto il centro vaccinale, sia stata lasciata lì con questa intenzione. Il direttore generale dell'ULSS dice: chi l'ha lasciata lì voleva dare un segnale. Il contenitore per fortuna era vuoto comunque e privo di innesco, ma appunto è giallo su questa bombola di GPL lasciata all'ingresso dell'hub vaccinale e, come leggiamo sul Corriere del Veneto, sta indagando la Digos di Treviso e secondo la Tribuna di Treviso la Digos starebbe indagando proprio sui Novax. Quindi insomma in qualche modo si alza il livello dello scontro. Forse vedremo chi effettivamente ha lasciato la bombola, perché c'è anche l'ipotesi del sindaco che dice: spero sia stato semplicemente un abbandono di rifiuti, ma allora l'autore deve dircelo, appunto, che si tratti semplicemente di qualche maleducato che ha lasciato casualmente proprio davanti a un hub vaccinale la bombola di gas di cui voleva semplicemente disfarsi. Vedremo e scopriremo, perché la Digos appunto sta indagando quale è il senso di questo gesto, ma nel frattempo proseguiamo con un'altra notizia ed è sempre una polemica legata alla gestione della pandemia Covid. Ieri abbiamo sentito la decisione da parte della regione di, con una circolare del direttore generale della sanità veneta alle ULSS, che in qualche modo dava l'ordine di verificare le prescrizioni dei medici relative ai tamponi. Cioè ci sarebbero delle ricette sospette, diciamo, di tamponi che vengono prescritti sempre o con frequenza agli stessi pazienti, e quindi c'è il sospetto, almeno da parte della regione, che queste ricette vengano fatte per come in qualche modo a pazienti che non ne hanno realmente bisogno. E quindi questa era la notizia di ieri. Oggi la replica dei medici di base che non ci stanno e con la loro federazione rispondono alla regione dicendo le parole di Maurizio Scassola, presidente veneto della FIMG, sono molto chiare e che dice: ho letto le dichiarazioni del direttore generale Flor e sono arrabbiato nero. I medici sono attenti nel prescrivere i test, sono scandalose le parole della regione. Questa è la dichiarazione del rappresentante dei medici di base in Veneto. Siamo al fronte, dice, noi medici di base, e Flor, il direttore generale della sanità veneta, ci attacca. I nostri pazienti non fanno i tamponi per partecipare alle feste. Quindi molto chiara la replica. Si aggiunge anche Franco Pisetta, presidente veneto dei pediatri, che dice: noi medici e pediatri ci comportiamo secondo quanto indica la regione. E c'è anche una dichiarazione di Domenico Crisarà, presidente dei medici di famiglia di Padova, che dice: il servizio di prevenzione è al collasso e i dottori di famiglia diventano il solito capro espiatorio. Insomma, una polemica, l'ennesima, tra medici di famiglia e regione. Proseguiamo con una notizia flash che riguarda la sanità padovana in particolare. Oggi parliamo molto di sanità naturalmente sulle pagine dei quotidiani locali, di oggi si parla soprattutto di questo, ma in questo caso non è tanto il Covid quanto l'attacco degli hacker alla ULSS 6 Euganea, che l'ULSS
ULSS che sta investendo 300.000 euro per acquistare nuovi PC e nuovi server, centinaia di computer, insomma, per ripristinare il servizio dopo l'attacco hacker che è avvenuto il 3 dicembre scorso, compromettendo completamente la funzionalità dei sistemi informativi. È stato anche nominato un tecnico esterno per le bonifiche, diciamo, informatiche, e insomma a un mese quasi di distanza dall'attacco informatico ancora il problema deve essere risolto. Ancora una flash, e qui riguarda il Covid e il trasporto pubblico. Ieri abbiamo sentito, ma anche oggi c'è di nuovo la notizia sui quotidiani del Veneto delle 40 corse di treni regionali che saltano ogni giorno a causa di personale positivo o comunque in isolamento. Notizia analoga anche dal comune, anzi dal Padovano, dove a causa degli autisti con Covid o in isolamento ieri sono saltate 40 corse di autobus nel territorio del comune di Padova, in città, quindi disagi sia per il servizio urbano sia per quello ferroviario. I sindacati sottolineano che sì, c'è il virus, ma la pandemia si somma a vecchi problemi. Quindi disservizi, ancora disservizi e disagi sia su autobus che sui treni. Il trasporto pubblico non sta reggendo l'impatto della pandemia e di una percentuale molto elevata di persone in isolamento che si aggira nella nostra regione attorno al 10%. Una persona su 10 è in questo momento, stando alle dichiarazioni degli ultimi giorni del presidente della giunta regionale Luca Zaia, in isolamento. E quindi si parla di lockdown di fine anno per contenere i contagi. Però attenzione, in questo caso è il lockdown dei polli e non è per il Covid ma per l'influenza aviaria. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ieri ha emesso un'ordinanza che sancisce proprio questo. I volatili in cattività, tutti quanti, dovranno essere trasferiti all'interno di un edificio chiuso o, se non possibile, le aziende dovranno trovare soluzioni alternative che riducano al minimo il rischio di contatto tra appunto volatili, e questo proprio in relazione alla pandemia all'epidemia di influenza aviaria che si sta diffondendo. Soprattutto la maggior parte dei focolai si trovano ancora nella provincia di Verona, ma anche nella bassa padovana, e insomma l'epidemia di influenza aviaria si sta diffondendo un po' in tutto il territorio regionale, e quindi l'ordinanza di Giordani prevede il lockdown di fine anno per i polli. L'ultima notizia di oggi riguarda una sentenza del tribunale che ha dato ragione al patronato Inca di Padova, che ha vinto la causa contro invece l'INPS di Udine, una causa in cui l'INPS chiedeva la restituzione del contributo di 17.000 euro a una ragazza ucraina. Qual è il tema? Il tema è quello dell'indennità di disoccupazione che, l'ha stabilito il tribunale, spetta anche agli studenti lavoratori. Insomma, anche loro possono ottenere l'indennità di disoccupazione che si può avere anche se si sta studiando e si fanno piccoli lavoretti, diciamo, per mantenersi. Il patronato Inca della CGIL di Via Longhin di Padova ha ottenuto appunto questa vittoria storica contro l'INPS proprio al Tribunale di Padova. Per la prima volta in Italia viene riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione a una studentessa, in questo caso lavoratrice, alla quale era stata richiesta la restituzione di più di 17.000 euro. Questa era l'ultima notizia per oggi. Io sono Jack Calcetto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Oggi è il penultimo giorno dell'anno, giovedì 30 dicembre 2021. Buona giornata.